20 anni non sono certamente pochi per una manifestazione come questa. Io ho avuto il piacere e l'onore di seguirla in amministrazione in questi 4 anni e mezzo, per me è la 5ª edizione e ogni anno l'ho vista crescere nei numeri, crescere nella qualità, crescere nell'entusiasmo che i volontari che in questa giornata si mettono ancora a disposizione per presentarsi a chi viene qui in piazza Valdobbiadene, ma l'entusiasmo sempre crescente fa piacere. È un giorno importante per le associazioni, ma negli altri 364 giorni dell'anno queste persone sono continuamente impegnate all'interno delle loro associazioni in varia natura, in vari contesti, ma tutti quanti dedicano il loro tempo per le proprie passioni, ma soprattutto per gli altri, e questo è molto importante. Tener vivo questo entusiasmo è doveroso, è un impegno che l'amministrazione deve continuare a prendersi. Abbiamo quasi 100 associazioni a Valdobbiadene nei vari contesti. Io credo, non sono mai riuscito a contarli, ma sono migliaia le persone che si dedicano al volontariato. Questo fa parte della nostra storia, della nostra tradizione. Importante è saperlo trasmettere alle nuove generazioni, ma devo dire che fin tanto che fare volontariato come a Valdobbiadene è un impegno costante da parte delle persone e soprattutto delle varie frazioni, devo dire ci sono buone prospettive perché questo prosegua negli anni. A questa 20ª festa del volontariato abbiamo 40 associazioni del territorio presenti e appunto è un compleanno speciale perché sono 20 anni della festa, ma anche 30 anni della cooperativa Orchidea che sin dall'inizio collabora con noi nell'organizzazione di questa bellissima festa che è di tutti, veramente di tutti, dai volontari alle scuole. Ogni anno ci grazia con il tempo, è una bellissima giornata e quindi siamo felici veramente di questo compleanno. È un anno importantissimo per noi, insomma, abbiamo fatto 30 anni in particolare a Valdobbiadene, perché siamo nati proprio a Valdobbiadene da delle esigenze del territorio e infatti noi operiamo da sempre in questa area nell'assistenza agli anziani per gli istituti San Gregorio e nella gestione della comunità alloggio La Casetta di Valdobbiadene, che è una comunità per residenti della salute mentale. Insomma. Con il comune ovviamente abbiamo sempre collaborato anche negli inserimenti lavorativi di persone appunto segnalate dal comune attraverso le nostre cooperative tipo BIC che è la Cantieri e la Montelletto. Vai! L'applauso di Piazza Marconi!